assolutamente. Sono Mauro, io non sono credente, quindi non ho fatto il cammino con lo spirito di andare a Santiago per avere la Compostela o meno. Per me è un ottimo percorso di trekking ben attrezzato, ben segnato. Avevo anche prima di dire, non ce l'ho fatta. E però qualcosa mi ha lasciato, nel senso, pur non avendo probabilmente la fede che in certi momenti ti porta avanti, perché rimango comunque l'idea che se uno ci crede veramente ha una marcia in più. E l'esempio che ha fatto il buon Fabio di questa ragazza è l'esempio proprio lampante di chi ci crede. E parlare del cammino, nonostante tutto, non mi riesce facile, perché è una cosa, e chi l'ha fatto, spero la pensi come me, è una cosa talmente intima che si fa fatica, perché vabbè, posso dire, a me piaceva partire la mattina, a qualcuno piace partire la mattina presto, ma la mattina presto per me era alle 2 o 3 la mattina, altro che albe. Io parto di solito verso dalle 5 alle 6. Ho visto le albe da San Chiara. Sì, poi visto che il tramonto lo perché chissà come lo fanno quelli che dormivano. No, assolutamente, perché c'è qua, no, perché andavano prima di quelli che dormivano. No, perché l'educazione è una cosa che devi avere, perché poi se sei abituato un po' ad andare in montagna, sai che se ne rifugi, fai casino, finisci sulla scappata dopo 5 minuti. Quindi le borsine, quelle cric-crac, tenetevele a casa, questo è un esempio per chi non consiglio per dire ancora a partire. Però ben preparavo tutta la roba la sera, la mattina mi spostavo magari in cucina, che mi vestivo lì e andavo, quindi e una cosa che vorrei, sono tre cose che vorrei sdoganare un po' del cammino. Prima di tutto il cammino è per tutti, cioè non bisogna essere super atleti, e siamo qua a dimostrare che sono tre tipologie di pellegrini diversi. Io l'ho preso come una competizione mia personale, io l'ho fatto con Pazzolo in fondo, tappe da 56 km, ma perché me lo sentivo, perché la gamba andava, perché la testa era già Santiago. C'è chi, e ho perso anche molte cose, partendo alle 2 di notte, molte cose poi ho visto le foto dei miei amici che erano dietro, e ci sono passato in parte, non le ho viste, però mi sono visto tipo 200-300 stelle cadenti nelle mesetas che mi rimarranno per tutta la vita, o camminare in un bosco con l'adrenalina a 1000 perché senti 1000 rumori, c'è la tua lucina e magari sei solo, sì, no, ti si stringe parecchio anche. Però, sì, e poi aspettare l'alba, cioè, sono emozioni che personalmente mi rimangono più della chiesa, del momento, del cibo, che più di tanto, tant'è che molti momenti sono passato un po' più fuori. Sapevo che la prima parte del cammino avevo proprio questa idea di partire, e quando partivo non mi fermavo fino a quando arrivavo, quindi potevo fare anche 8 ore bevendo 1 litro di acqua, ma non mi fermavo neanche a fare colazione, niente. Ma la colpa è sempre sua. No, vedo che Gli girava intorno alla fontanella per ricaricare l'acqua. Non solo io, no, ci sono. È una tipologia quello. Però il bello del cammino è che ognuno se lo fa come vuole. Cioè, non c'è una metodologia giusta per fare il cammino, o per preparare lo zaino, o per le scarpe. Ognuno fa quello che vuole. Io ho visto gente farlo scalzo il cammino. Ha scelto così, farlo in silenzio, avevamo sbagliato strada, questa qua ci seguiva e devo fargli capire che avevamo sbagliato strada, però avevamo capito dove andare, di correrci dietro, loro dovevano parlare, avevamo già il cammino di Fisterra. E un'altra cosa, come dicevo prima, che il cammino è per tutti, non bisogna per forza essere cattolici, credenti, nonostante rimango sempre dell'opinione che si abbia una marcia in più, specialmente in certi momenti. Però anche facendo dai nostri, da tardi, è qualcosa che ti rimane. Io ho avuto, come ha fatto notare lui, 2 momenti in commozione.